Benvenuti all'azienda agricola Petrucco, io sono Flavio Cabas, enologo e responsabile dell'azienda. Siamo sulla zona collinare di Butrio. L'azienda si estende su 35 ettari di superficie totali, di cui in questo momento vitati in produzione sono 16 ettari. Il 70% di uve e di vini sono vini bianchi, il 30% sono uve rosse. A livello di uve bianche sono 7 varietà, tra le autoctone, la ribolla, la malvasia e il picolit. E di uve rosse autoctone produciamo il refosco, il pignolo, poi abbiamo vitigni internazionali, Cabernet Franc e il Merlot. La vendemmia viene fatta manualmente, l'uva viene portata su questo piazzale e da questo piazzale praticamente scende per caduta nelle presse e poi entra in cantina. Siamo nella cantina di affinamento dei vini rossi, in cui i nostri tutti i rossi passano in legno, in barrique usate e tonneau usati per la linea classica, e più o meno stanno 12 mesi in affinamento Merlot, Cabernet Franc e Refosco. Le riserve Ronco del Balbo invece fanno un affinamento per il Merlot e il Refosco di 24 mesi almeno, a volte arriviamo anche a 27 mesi, mentre il Pignolo fa un affinamento di 36 mesi in legno, anche se adesso stiamo provando con una piccola parte di Pignolo a fare affinamenti più lunghi. Le riserve fanno poi un affinamento in bottiglia almeno di 6 mesi per Merlot e Refosco, il Pignolo fa 18 mesi di affinamento in legno. Ci troviamo nel vigneto storico dell'azienda, vigneto da cui poi hanno preso nome anche tutte le nostre riserve, Ronco del Balbo. Questo è il vigneto di Merlot, da cui poi nasce il nostro Merlot Ronco del Balbo. Questo è un vigneto storico perché è un vigneto che ha quasi 100 anni e qualcuno ci chiede se continua a produrre dopo tutti questi anni. In realtà produce anche parecchio e quindi fra un po' faremo praticamente anche il diradamento delle uve proprio per riequilibrare la produzione. I vini bianchi dell'azienda agricola Petrucco sono tutti vini affinati in botte d'acciaio e sono monovarietali, ad esclusione del Vaggio che è entrato in commercio per il primo anno nel 2015. È un vino formato da Chardonnay e Malvasia fermentati e affinati in botti di legno per 4 mesi, rimane fino a febbraio, poi vengono tolti e assemblati a Sauvignon e Friulano che hanno fermentato e affinato in acciaio. L'assemblaggio dei quattro vini rimane fermo in acciaio fino a fine luglio e primi di agosto, quando poi viene imbottigliato e fa un affinamento in bottiglia fino ad aprile dell'anno successivo. L'uvaggio fa parte della linea Ronco del Balbo e la proprietà ha voluto che portasse il mio cognome. E io da parte mia l'ho accettato in onore alla persona che mi ha dato la passione per questo mondo, il mondo dell'agricoltura, il mondo vitivinicolo, che era mio nonno. Era nei miei progetti, nelle mie idee, quella di fare un vino dedicato a lui.